Dobbiamo preoccuparci meno? No, dobbiamo preoccuparci tanto, perché non bisogna mai abbassare la guardia. Io credo che tenere un comportamento, anche qui torniamo ai comportamenti, corretto, che è quello di utilizzare la mascherina in tutti i contesti di assembramento, è altamente e fortemente raccomandato. Quindi quella è una cosa che facciamo per noi stessi e che facciamo per gli altri. E poi se abbiamo una sintomatologia respiratoria, quindi un dubbio, dobbiamo rivolgerci al medico e fare un test. E poi non ultimo c'è la vaccinazione. La vaccinazione che abbiamo adesso è un vaccino bivalente, costituito da una parte del virus vecchio, chiamiamolo, quello originario, e da una parte invece che protegge contro la variante Omicron. È molto importante per la gravità. Quindi non protegge tanto dal fatto di avere, diciamo, una protezione dall'incontro col virus che può poi quindi diventare positivo, ma non hai una malattia grave che ti porta a ricovero ospedaliero o peggio alla morte per quanto riguarda i soggetti a rischio, che sono soprattutto gli ultraottantenni. Il nuovo piano di prevenzione regionale 2021-2025 con una campagna promozionale molto importante, con uno slogan e un logo ben definito, Vivo Bene Veneto, che lo troveremo in tutte le nostre campagne. I contenuti sono quelli della prevenzione a 360 gradi in tutti gli ambienti, ambienti scolastici, ambienti di lavoro, nelle nostre comunità e anche rispetto a quelli che sono i sani e corretti comportamenti, quindi vivo bene, mangio bene, mi muovo, evito gli abusi. I parametri con la pandemia in qualche modo sono tutti un po' peggiorati, forse anche questa è una necessità di sottolineare una consapevolezza della prevenzione. Sicuramente, perché il tema della prevenzione vuol dire evitare malattie croniche che sappiamo poi sono legate a comportamenti scorretti.